Onorevole Panepinto, oggi qui ad Agrigento riunione, incontro organizzativo della corrente Rifare PD. Ecco, quali sono gli obiettivi? Che non è solo una riunione corrente, io ringrazio sia l'onorevole Cracolici che è un punto di riferimento complessivo di un'area politica, ma anche il presidente del gruppo del PD che è l'onorevole Cucciardo, che in questi mesi ha dato il meglio di se stesso per rendere efficace l'azione del gruppo. Diciamo che c'è una voglia, una grande voglia di costruire un grande partito democratico che si occupi dei problemi della gente, che si occupi dei problemi delle imprese, delle famiglie, e lo vogliamo fare con Crocetta Presidente, che lo consideriamo una grande risorsa. Stiamo calibrando complessivamente questa grande occasione, perché è chiaro che è la prima volta che in Sicilia, con un'elezione diretta, democratica, dopo il 1947 un uomo della sinistra va al vertice del governo in Sicilia, e questo è un punto di riferimento per noi importante. Oggi, come è già accaduto a Catania e a Palermo, vogliamo puntualizzare che vogliamo costruire un grande partito democratico che sia rappresentativo veramente degli interessi della gente, dei bisogni e anche, se volete, in questo momento della disperazione di un popolo che cerca di guardare davanti avendo un futuro che sia positivo. Rifare il PD ad Agrigento, ne parliamo con l'onorevole Tonino Moscat, parlamentare nazionale. Ecco, come vi collocate non solo in Sicilia ma a livello nazionale con questa nuova corrente, diciamo, all'interno del Partito Democratico? Ci collochiamo come coloro che vogliono recuperare un rapporto diretto con il popolo democratico, come coloro che vogliono rifare un PD partendo da quella che è la sua base, partendo da quelli che sono i territori, e trovare le ricette giuste, ma che devono essere le ricette proprio concertate con il popolo che vive il Partito Democratico. Questo è l'obiettivo. Siamo qua in un pomeriggio caldo di luglio proprio perché c'è l'esigenza di recuperare quel diretto rapporto con il mondo del popolo democratico e renderlo protagonista di quello che sarà il futuro.